Domenica 8 dicembre si è svolta a Meolo la celebrazione della festa per il ventennale dell'Associazione Anziani della città. Nella storica sede dell'associazione situata nella splendida Villa Dreina è avvenuta la consegna di un attestato di riconoscimento ai soci fondatori del circolo ricreativo. Alla presenza del parroco cittadino, dopo la benedizione di rito, è stato inaugurato lo scivolo per l'accesso alla struttura dell'associazione, anche a persone diversamente abili e che necessitano dell'uso di carrozzine. Importantissimo per il nostro comune, ma per tutto il territorio, perché dà la possibilità di effettuare un servizio di trasporto anziani e disabili con un pulmino che l'Associazione Anziani di Meolo è riuscita ad acquistare grazie al contributo della Regione Veneto dell'assessorato alle politiche sociali, quindi molto importante per tutto il sociale del nostro paese. Le associazioni e soprattutto le associazioni di volontariato, le ONLUS, sono fondamentali per il nostro territorio e per la nostra società in questo momento di difficoltà economica. Svolgono un ruolo sempre più importante e lo svolgeranno in futuro, quindi ben vengano iniziative come queste e un plauso all'Associazione Anziani e alla Regione Veneto che hanno creduto in questo progetto. È stato poi inaugurato anche un moderno e ben attrezzato pulmino utilizzato per il trasporto di anziani e di persone diversamente abili, acquistato dall'associazione grazie al contributo attivo della Regione Veneto. La comunità che si riprende un grande ruolo. La Regione ne finanzia 70 all'anno, fa un grande investimento perché vede la popolazione diventa sempre più vecchia e perciò ci sono dei bisogni. Allora ci sarà una parte che avrà bisogno e una parte di quegli anziani invece che saranno i volontari per aiutare le persone colpite da una malattia. Andare in ospedale per una visita, andare in ospedale per una cura, se c'è questo pulmino una persona anziana si sente sicura, sente che la propria comunità, in questo caso Meolo, gli è vicina. Presenti alla cerimonia il sindaco della città, l'assessore regionale alle politiche sociali Remo Sernaggiotto e il direttore generale della ASL Carlo Bramezza. Viva soddisfazione è stata manifestata dalla presidente dell'Associazione Anziani di Meolo, signora Luigina Stefani. Allora, questa associazione è stata fondata nel 1993 per merito di 13 soci, che sono i soci fondatori in sostanza, ed è merito loro se questa attività è nata ed ha avuto un intervento ben preciso nella comunità di Meolo, in quanto è luogo di ricreativo. Giornalmente, ogni giorno, durante la settimana, vi si ritrovano dalle 50 alle 60 persone e quindi è un modo per superare l'isolamento degli anziani.